Benvenuti alla puntata di dicembre di Pianura a tavola. Ci siamo lasciati con la pasta e fagioli e adesso continuiamo il nostro discorso sulla cucina veneta con il bollito di Natale. È proprio un piatto classico d'inverno che naturalmente si fa in tutte le regioni. La nostra particolarità è un po' l'accompagnamento che faremo a questo piatto molto importante, molto saporito, le nostre salse di accompagnamento. Il bollito è un piatto classico natalizio, ma comunque invernale, e forse a torto è ritenuto un piatto molto energetico, perché quando lo inseriamo all'interno del pranzo natalizio certamente il conto delle calorie va su. In realtà la carne di manzo, la carne di pollo e gli altri tipi di carne che vengono utilizzati nel bollito non hanno un valore energetico molto alto. Mangiando le porzioni adeguate, forse di tutto il pranzo natalizio il bollito è quello meno rischioso sul piano calorico. Le carni che ho preparato sono per circa 3-4 persone, dipende naturalmente anche dall'appetito, dico sempre io, nella forchetta. C'è una mezza gallina da brodo, ovviamente potete usare anche il cappone, anzi è ancora più buono. Poi c'è un osso di ginocchio, un osso che dà sostanza al brodo, un pezzo di lingua fresca, e del manzo. Io ho usato la copertina, a qualcuno piace il muscolo, comunque sempre una carne che non sia troppo magra, altrimenti è troppo asciutto e non è buona. Poi vedete un sacchettino, non sono dei confetti, fate macinare dal macellaio una piccola quantità di carne, la mettete nel sacchettino dei confetti e la mettete insieme dall'inizio. Quando noi andremo a mettere le carni ci sarà già un brodo e non solo l'acqua. Questo è un po' così per avere un brodo buono, saporito e anche una carne ottima da mangiare. Volevo dire due parole allora su questo piatto dal punto di vista nutrizionale. Allora, qual è l'elemento principale che caratterizza questo piatto? La ricchezza in proteine di origine animale, ma l'elemento più importante, più interessante di questo piatto è la quantità di ferro che fornisce. In realtà il ferro non si prende dagli spinaci, non si prende dal mondo vegetale, lo si prende soprattutto dalla carne, lo si prende soprattutto dalle carni rosse. Anche le carni bianche danno ferro, ma non come le carni rosse, e qui ne abbiamo ben rappresentate. Quindi diciamo che per avere del ferro, che è indispensabile al nostro organismo per la formazione dell'emoglobina e quindi poi dei globuli rossi, la migliore supplementazione naturale alimentare di ferro è proprio quella delle carni rosse. Valore energetico non elevatissimo. Allora la domanda che mi fanno sempre è: ma io cosa devo fare? Devo saltare il pranzo perché poi faccio la cena, oppure visto che ho fatto il pranzo salto la cena? Quando si è al giorno di Natale non ci si può tirare indietro, è un giorno di festa ed è giusto consumare qualcosa di più e di diverso. Allora noi dobbiamo mangiare in compagnia, liberamente, quel giorno nessuno è a dieta. Non è che poi il giorno dopo dobbiamo fare dei digiuni o delle astinenze, no. Dobbiamo riprendere a mangiare bene. Allora cominciamo la preparazione del nostro bollito. Abbiamo detto con l'acqua fredda, mettiamo la cipolla, il sedano e la carota. Un pochino di sale, nell'acqua aggiungiamo anche la carne tritata e l'osso e lasciamo che prenda il bollore. Adesso la nostra acqua, dovrei dire anche il nostro brodo, sta già bollendo. Allora inseriamo la carne e la lingua, aspettiamo che prenda il bollore, poi aggiungiamo per ultimo la gallina perché si cuoce in meno tempo. La lasciamo bollire per circa 2 ore, 2 ore e mezza. Per la gallina si dice quando si alza l'ala e si stacca appena vuol dire che è pronta. Ecco, questo è il nostro piatto di bollito finito: la gallina, la lingua, la carne di manzo e il cotechino che ho cotto in acqua, sempre in acqua fredda, bisogna metterlo dall'inizio, per circa 2 ore. E poi ci sono le nostre famose salse di accompagnamento. La salsa verde, anche sulla salsa verde come per tanti altri alimenti, ognuno ha la propria ricetta. Questa è fatta con prezzemolo, aglio, olio, qualche filetto d'acciuga, capperi e il pane imbevuto in acqua e aceto. Questa è la salsa pearà, una salsa molto antica. Si fa con il midollo di bue sciolto appena o nel burro o nell'olio, poi si aggiunge il pane grattugiato e si aggiunge il brodo pian pianino, si fa bollire per circa 2 ore fino a quando viene una salsa piuttosto morbida. Alla fine si aggiunge molto pepe, per questo si chiama pearà, proprio perché è molto pepata. Parliamo adesso delle mostarde. Qui ho portato 4 tipi di mostarda.
Questa è la mostarda vicentina, è la nostra più di territorio, diciamo, è fatta con mele cotogne e canditi, non troppi, non ci sono troppi canditi grossi. Poi c'è la mostarda, questa è la mostarda mantovana fatta solo di mele cotogne. Questa invece è la famosa mostarda di Cremona, che dà anche un po' di colore al nostro piatto, che ha dei colori molto sfumati, molto leggeri. E questa sono vari tipi di frutta, le ciliegie, i fichi, il mandarino, le albicocche, sempre immerse in questo sciroppo denso sirapato. E questa è una piccola cosa che ho fatto io. Sempre con lo stesso sistema, ho usato i meloni della zona nostra di Montagnana e ho fatto una mostarda di melone. Qui c'è anche l'aggiunta di piccoli pezzettini di limone con la loro buccia. E poi qui abbiamo i nostri tagliolini, naturalmente utilizzando il brodo che è venuto buono con gli accorgimenti che abbiamo detto prima. Quindi avremo un bollito saporito, un buon brodo, la pasta fatta in casa sempre con la nostra farina petra e le salse di accompagnamento. I contorni per il nostro bollito sono il classico purè di patate e le nostre cornette. Le cornette sono un tipo di verdura che è conosciuto solo dalle nostre parti. In realtà questi sono i legumi da cui poi si ricavano i fagioli dell'occhio. Si cuociono, si fanno bollire, poi si mettono in padella con aglio e olio. Bene, allora facciamo gli auguri di buon Natale e di buon anno. Grazie. Ecco, Ippocrate, che era il padre della medicina, diceva ai suoi allievi una cosa molto importante sull'alimentazione: fa che il cibo sia la tua medicina e fa che la medicina sia il tuo cibo, perché attraverso una sana alimentazione noi guadagniamo in salute, e questo è molto importante, perché fra gli auguri di buon anno sicuramente l'augurio migliore è quello di avere una buona salute. E ci rivediamo l'anno prossimo. Bene, allora con questo piatto proprio natalizio vi auguro buon Natale. Perfetto.